Si apre la stagione estiva a Realmonte del post-Covid-19, uno sforzo dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Calogero Zicari e dalla sua amministrazione tutta, che ha voluto offrire ai tanti turisti, residenti e non un modo allegro e spensierato per trascorrere la vacanza dopo il pesante isolamento invernale. Un programma ricco di eventi, con la collaborazione di tante associazioni locali, organizzatori di eventi come la Tourist Service, le case editrici siciliane, che l'assessore alla cultura Paolo Salemi ha voluto coinvolgere quest'anno a Realmonte al Teatro Costa Bianca. Tanti gli eventi musicali, di intrattenimento, musica, cabaret, teatro. Tra gli eventi particolari anche una 2 giorni dedicata all'editoria siciliana e l'11 e il 12 agosto con l'evento denominato Libri e autori alla Scala dei Turchi, che vede tanti scrittori e scrittrici in collaborazione con le case editrici proporre anche uno spazio espositivo delle loro pubblicazioni. Siamo pronti, tutti i preparativi ormai sono stati ultimati, ben 9 case editrici siciliane potranno esporre i loro libri nelle 2 serate dell'11 e 12 agosto al Teatro Costa Bianca di Realmonte. Oltre chiaramente alle case editrici ci sarà la presenza di alcuni dei loro autori, quindi ogni casa editrice presenterà uno dei suoi libri. Abbiamo voluto dare un ordine tematico all'interno delle 2 serate, nel senso che ogni gruppo di autori sarà accomunato da un filo conduttore, da un tema. Partiremo con un titolo, ad esempio dell'11 agosto alle ore 20, Strada degli scrittori e dintorni, con la presenza del giornalista e scrittore Felice Cavallaro, nonché presidente dell'Associazione Strada degli Scrittori, che presenterà il suo libro Sciascia l'eretico, ma avremo anche Angelo Pitrone, Salvatore Picone, Antonio Liotta, che ha curato una pubblicazione proprio su Antonio Russello. Quindi questo primo momento, poi ci sarà un secondo momento legato proprio alla storia, ai miti, alle imposture, e un altro momento legato ad alcuni scrittori sempre di altre case editrici siciliane. La seconda serata sarà arricchita da altri temi, parleremo di fake news ad esempio, di comunicazione, con la presenza di Francesco Pira e Raimondo Moncada e quindi la presentazione del loro libro, ma parleremo anche di scrittrici siciliane che affronteranno temi interessanti che riguardano la Sicilia. Le serate saranno coordinate, qui va un mio ringraziamento personale per il lavoro che svolgeranno e che già stanno svolgendo, quindi a Salvatore Picone e ad Antonio Liotta, che coordineranno le 2 serate. Quindi vi ringrazio, un invito a tutti, a tutta la comunità di Realmonte, ma non solo, un invito chiaramente ad essere presenti a queste 2 serate di formazione culturale, di curiosità, cioè sarà un modo per conoscere luoghi, aspetti, temi da sfumature e punti di vista diversi. Quindi 11 e 12 agosto, Teatro Costa Bianca di Realmonte.